Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questa prima edizione odierna per quanto riguarda l'informazione live su friulitv.net, dunque aggiornamenti di cronaca. Motociclista tedesco infortunatosi cadendo dalla moto da cross nel gruppo del Monte Tersadia a Treppo Carnico è stato soccorso e salvato nel corso della notte dagli operatori del soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia. Un gruppo di una quindicina di soccorritori sono stati impegnati dalle 19 di ieri in un'impegnativa operazione. A chiedere aiuto era stato un gruppo di 3 motociclisti tedeschi che in sella moto da cross avevano raggiunto Casera Tersadia a quota 1370. Uno di loro si è infortunato fratturandosi una gamba. Sul posto hanno operato le squadre della stazione di Forni e Voltri del soccorso alpino, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco, i quali, partiti con mezzi fuori strada da Treppo Carnico, hanno poi percorso 500 metri di dislivello a piedi lungo il sentiero 409 per raggiungere la casera dopo aver individuato la posizione esatta dei motociclisti. Il ferito è stato sistemato in barella e trasportato a valle lungo lo stesso sentiero risalito a piedi dai soccorritori con l'ausilio di corde di sicurezza. L'operazione ha richiesto molte ore e si è conclusa nella tarda, anzi alle prime luci dell'alba. Adesso parliamo di incidenti stradali perché urta l'auto che lo precede, ferma l'incrocio e la sua prende fuoco. Il sinistro è caduto nella notte nei pressi del bosco di Valeriano, non lontano da Pinzano al Tagliamento. L'auto tamponata è finita nel fossato, mentre l'altra, alimentata a GPL, ha proseguito per un tratto e poi si è incendiata. Entrambi i conducenti sono usciti illesi dai mezzi. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Spilimbergo che hanno domato il rogo e messo in sicurezza la sede stradale. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di legge. Massima attenzione oggi perché sciopero generale con disagi nel settore del trasporto pubblico. I motivi: nel comunicato con cui hanno comunicato la mobilitazione, i Cobas hanno sottolineato come con la pandemia l'Unione Europea sia passata da politiche restrittive a politiche espansive, mentre il PNR italiano e degli altri paesi non segna una svolta nell'uso pubblico e sociale dell'ingente massa di denaro. Per questo i sindacati di base chiedono, tra i punti della loro rivendicazione, la riduzione del tempo di lavoro a parità di salario per contrastare la disoccupazione dovuta all'informatizzazione e robotizzazione della produzione, il salario minimo europeo, un reddito universale esteso anche ai migranti e il rilancio dello Stato sociale. Andiamo a chiudere con una notizia di servizio, un attimo di pazienza che inseriamo la telefoto che ci è appena arrivata, proprio siamo live come potete capire, ecco qua. È stata chiusa la strada regionale 76 che da Piani porta a Sella Nevea. Nel pomeriggio di ieri alcuni massi di grossa consistenza sono caduti e hanno invaso la carreggiata senza colpire per fortuna veicoli e persone in transito. Al momento Sella Nevea è raggiungibile da Tarvisio. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del mattino. Grazie come sempre per la visione e all'ascolto. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Buon proseguimento giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.